Il vero avversario non ha colore politico ma un nome ben preciso, astensionismo. È la variabile che maggiormente preoccupa i 4 moschettieri del ballottaggio a Chioggia e Cavarzere. Al primo turno in entrambi i comuni chiamati a rinnovare la giunta si è registrato un segno negativo, meno 4,4% a Chioggia, meno 4,2% a Cavarzere, trend in linea con il generale astensionismo di tutta la tornata elettorale. E in queste due sfide, dove sembra probabile la lotta fino all'ultimo voto, l'assenza di schede nelle urne potrebbe risultare decisiva. A fronteggiarsi centrodestra e centrosinistra. A Chioggia sono chiamati al voto 42.573 elettori. Giuseppe Casson, centrosinistra, riparte dal 31,7% dei voti raccolto al primo turno. Dovrà fronteggiare il centrodestra guidato da Beniamino Boscolo Capon, 22,6% al primo turno. A pochi chilometri di distanza, altra battaglia per l'amministrazione. A Cavarzere, il sindaco uscente e candidato di centrodestra Pierluigi Parisotto, 36,3% al primo turno, sfida Henry Tommasi, scelto dal centrosinistra, 30,4% dei voti al primo turno. Ed anche a Cavarzere si cerca di evitare l'astensionismo chiamando a raccolta 13.093 elettori. Si vota domani dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo spoglio e in serata l'annuncio dei nuovi sindaci più rappresentativi dell'area sud del veneziano.